Amici, ben ritrovati, una nuova puntata di Eventi al Territorio. Quest'oggi siamo a Cairano San Marco, 26esima edizione della Festa dello Sport, e abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il consigliere comunale Mauro Danieli, che è la mente di questo evento. Ben ritrovato Mauro, è un piacere essere qui. Raccontaci un attimino cosa sta succedendo qui a Cairano San Marco oggi, domenica di settembre. Allora, buongiorno a tutti. Allora, stiamo organizzando la 26esima Festa dello Sport qui a Cairano. Un evento molto sentito da tutte le associazioni sportive e anche non. Quest'anno abbiamo aperto anche un po' alle associazioni che fanno parte del sociale, con un grande successo. Ci sono stati molte adesioni di associazioni del paese e anche non, perché è una manifestazione molto riconosciuta a livello anche di paesi limitrofi. Ci sono stati molti premiati, abbiamo premiato persone eccellenze dello sport, Enrica Piccoli, Giorgio Sernagiotto, altri meno importanti, ma non per questo che non hanno avuto la loro importanza, ma che hanno portato avanti il nome di Cairano, che hanno, con la loro attività e la loro passione per lo sport o per la propria attività, hanno portato avanti il nome del paese di Cairano. Mauro, un'ultima domanda, poi ti lasceremo i tuoi impegni, perché sappiamo che sei anche un tuttofare che sta girando per il quartiere fieristico dello sport. Una grossa affluenza sia di associazioni ma anche di gente che ha risposto bene a questo invito. Una grossa affluenza sia di associazioni presenti che anche di pubblico. Come amministrazione siamo veramente contenti di questo successo. Personalmente mi fa molto piacere, perché vuol dire che stiamo andando sulla strada giusta per quello che abbiamo fatto. E sulla strada giusta, poi ti ringraziamo nuovamente di questo invito. Ti lasciamo invitare tutti i telespettatori a venire a vedere la 27esima edizione della Festa dello Sport, ma anche tutte le altre manifestazioni che la Proloque, le associazioni e l'amministrazione comunale sanno svolgere in questo bellissimo territorio. Sì, allora vi aspettiamo sicuramente il prossimo anno alla 27esima edizione della Festa dello Sport. La Proloco, che è il braccio destro dell'amministrazione comunale, organizza sempre molte manifestazioni. Adesso qui ad ottobre avremo la Sagra del Rosario per la parrocchia, poi avremo i mercatini di Natale, il 24 di settembre avremo l'inaugurazione del Monumento dei Fanti e molte altre anche da gennaio, quindi vi aspettiamo, fate un giro a Cairano che ne vale la pena. Grazie mille Mauro, noi ti ringraziamo nuovamente di questa bellissima chiacchierata che ci hai concesso, e ti lasciamo i tuoi impegni, invitando tutti i telespettatori a venire qui a Cairano. Grazie mille ancora, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie.